Parliamo adesso della crisi economica che in Veneto continua a colpire, tanto che Federcontribuenti ha organizzato un tour e ha portato in giro i parlamentari veneti tra alcune aziende che rischiano il fallimento. Sono ancora decine i casi, eccone alcuni. Piccolo e bello, e chi lo dice più? Ogni giorno in Veneto chiudono i battenti decine di aziende. Se ne parla quando si tratta di fabbriche con centinaia di dipendenti che presidiano i cancelli, ma nessuno si occupa dei piccoli, dei padroncini. Come Roberto Meneghello, che da 20 anni porta avanti la sua azienda. Da ottobre ha finito i lavori di arginatura di un torrente in Val di Zoldo, 50.000 euro. Chi li ha visti? Ho dovuto lasciare a casa i miei dipendenti, i miei collaboratori che lavoravamo assieme e ho dovuto svendere macchinari purtroppo per stare in piedi. Ferragosto alle spalle di poche ore. Federcontribuenti si è presa la briga di caricare sul pulmino alcuni parlamentari per far toccare con mano la crisi delle imprese, strangolate da banche e crediti che non arrivano all'incasso. Ne parla Moreno Dal Pian, che in attesa dei pagamenti del servizio di trasporto per comuni e ULS vicentini si vede bloccare tutte le linee di credito per un'esposizione di poche centinaia di euro. Se le cose non cambiano in fretta, quanti in Veneto saranno costretti ad alzare bandiera bianca nei prossimi mesi? Sono un 30% delle aziende venete che rischiano questo. Quello che chiediamo noi ai parlamentari è di fare qualche cosa anche per loro. I problemi loro sono tre: lo Stato che non ha fatto nessuna deroga, nessuna norma comunque per riuscire ad aiutarli nelle proprie aziende, le banche che non erogano il credito e poi il fisco è andato giù molto pesante sul fatto che non ci sono state comunque sospensioni di pagamenti.